Oggi all'Urban Center di Rovigo un convegno sui cambiamenti climatici. Siamo con i due docenti dell'Università di Padova, Nicola Surian e Francesco Comiti. Professore, perché è importante fare questo incontro anche in luce degli avvenimenti che sono successi a Rovigo negli ultimi 2 giorni? Sì, penso sia estremamente importante perché i cambiamenti climatici ci stanno mostrando che eventi estremi sono e saranno sempre più frequenti, quindi questo è un buon motivo per informare un po' tutta la popolazione e la società che dovremo convivere con un clima diverso e quindi con una maggiore frequenza di questo tipo di eventi, da appunto trombe d'aria ma anche alluvioni più frequenti o in generale comunque eventi legati a un clima che appunto avrà degli estremi, quindi magari periodi di siccità magari più intensi, ma anche chiaramente per esempio delle piogge molto più concentrate e intense. Quali strategie potremmo adottare in un futuro anche non molto lontano proprio per prevenire questi eventi o comunque essere più informati riguardo queste cose che accadranno? È sicuramente importante adottare un mix di strategie strutturali e non strutturali, quindi interventi sì sul territorio, ma non bastano, bisogna essere come popolazione più preparati, quindi essere più pronti a sapere cosa fare in caso di allerta e anche essere pronti a decidere di abbandonare alcune aree se sono troppo rischiose in caso di alluvione. Quindi diciamo cambiare atteggiamento, diventare più consapevoli che dobbiamo adattarci ad un clima che è cambiato e cambiare ancora di più. Non pensare che possiamo dominare la natura, perché è la natura che alla fine può vincere se vuole.